Noi alla prima avevamo un infiltrato d'eccezione, avevamo il nostro inviato Jim Max, Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Ciao G, buonasera, ciao G. buonasera. Oggi parterre importantissimo. Beh, grande Carletto. Ciao fratello G-Max Steve. è andato alla prima Sì. del film di Siani e portato delle immagini. E non ovviamente. potevo perdermela, no? Poi Siani è cultissimo nelle sue zone, insomma, diciamo da Roma in giù è forse l'idolo delle folle, ecco. E infatti ti ho portato un po' di ripresette carine, vi faccio vedere, andiamo a vedere la serata come si è sviluppata, ecco. Ecco qui. A Fragola, vicino Napoli, centro commerciale, tutto pronto per l'arrivo. Insomma, ecco, vediamo. Sì, beh, la gente. Ecco qui, cominciano ad arrivare i primi attori. Adoro De Luigi, De fatemelo Luigi, dire. ecco, allora ci sta questa qua che blocca tutti e vedi c'ha sta stecca e tramite sta stecca si fa i selfie, perché questa è la nuova moda, Caterina non i selfie, Murari. il selfie stecca si chiama, vedi c'ha in mano sta cosa e blocca tutti, non fa passare nessuno, vedi, l'Audieri, il grande Misticone, il fratello di Misticone, no, a Misticone vedi la stecca ovviamente la bassa. Però tutti perché- si fermano alla fine, tutti, scusa. lei blocca tutti, ha fatto proprio i selfie con tutti, si è fatto, ecco, arriva il grande Alessandro, vedi, il proprio bagno de folla Come al urlavano, pubblico. vero? Ma incredibile, è stata una serata incredibile, ma non sai la gente che c'era, era proprio pieno. Secondo te lo ferma Siani quello con la stecca? Beh, proprio, cioè, non si è Secondo te? fermato con gli altri, si è Eccola là, fermato, vai, sì. ecco che pure con Siani, vedi, stecca selfie. E quindi no, è stata una serata incredibile, ovviamente c'è sta moda di sti selfie che è veramente anche un po' inquietante. Ma perché... sui social funziona, eh? Sì, funziona, però guarda, c'è tutta sta gente con ste mani alzate che sembrano veramente delle figure mitologiche. Come- Mezzi uomini e mezzo cellulare, guarda che roba. Comunque, grande bagno de folla, guarda qui Mamma mia. che inquadratura, guarda, qui c'è stava Lenny Kravitz di Salerno, vedi? Qui sopra. Comunque, insomma, è Sì. soltanto una piccola parte perché si è fatto 2 milioni e passa, è stata una folla. Beh, c'era veramente il delirio, è stata una serata bellissima, tutti quanti, bella frate, ciao, saluto così, e quindi Che il bella film come si Altieri. chiama? Si accettano miracoli. Ecco qui, vedi? Chi è? Guarda che roba, Mamma va. mia, ma le sale erano strapiene anche lì per la prima. È stata una bella serata, grande, per il cinema italiano insomma è una bella cosa, Era speriamo che... Era importante, ma Marco poi l'ha visto, a te ti è piaciuto? Io ho visto il film, è un po' scombinato, però ha moltissimi attori fantastici, piccoli attori napoletani enormi, però come insomma talento. Il film in realtà funziona, fa ridere e farà un botto di soldi. Perché, Carlo, secondo te? Abbiamo lui bisogno è- di favola, di rassicurazione? Di evasione, in un momento di crisi tu dai al pubblico una buona commedia, oppure dai un personaggio che in questo momento è molto amato, è molto seguito, poi è anche furbo perché lui fa un film, come ha fatto Il Principe Abusivo, si è ritirato, si è saputo più niente, si è fatti i suoi teatri e poi ritorna. L'assenza aumenta la fama. La stessa cosa che fa Zalone, non si mettono a fare 2 o 3 film l'anno. Quello che non Fanno fa quello. è quello che non fa PIF, invece che ormai PIF è dappertutto. Sovraesposto quindi. Mamma per Ha te. mia. fatto quel tipo di scelta. Vabbè. Noi purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo già Ok. sforato, Ok. come sempre. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, Carlo Verdone, grazie, Grazie per a essere te, stati grazie con a noi, voi, grazie Steve a della voi. Casa, grazie. I ragazzi in collegamento, De Giacas, grazie, Simone e Alfredo, ovviamente Marco, grazie per essere ancora qui con noi. Magari oggi un giorno non vieni, non c'hai voglia, ci Faccio lasci qui da parte soli. della scenografia, Arredamento. dell'arredamento. G-Max, noi ci vediamo settimana prossima, scriveteci sui nostri social, Twitter, Troppo Giusti Rai, e usando il nostro hashtag TGiusti. E noi G-Max... Io chiuderei con una battuta del film dei Siani, Qual è? Osanna nell'alto dei cieli, Osanna. Non fatevi troppi film, a settimana prossima. Tenuto nel club. Troppo giusti!